Una piena zeppa che non si capiva più nemmeno manco Dollurio. Tutti stretti attaccati intorcinati, ne sceglieva uno, se ne portava appresso 4, li spicciavano, li disregavano. Di chi è sto cappello? È mio! Le mutanti? Oddio, femmina! E chiaro ce n'ha attaccati un gruppetto, tutti ammonticchiati, uno si reggeva con unghia alla cornice del finestrino, un altro c'aveva un bavero di quello che stava davanti in bocca, un altro c'aveva un dito in bocca e poteva parlare, ce levi il dito dalla bocca che gli do un morso, sono sardi a darmi un morso al dito che mi è rimasta la mano libera, se la posta miseria, quando si prende la busta, mi viene una volta le mani, no? Tutto un botto, che arriva un giovanotto, arto un par di me con due spalle pare al credenzone. S'acchiappò alle due canne di metallo, appuntò le piedi sul bradellino, poi pam! Dette la panciata, tutti dentro. La porta si è chiusa automaticamente come Stavio a Rimanizio. Io stavo attaccando un mancorente, ma rimasi con mano così. Dice, a me uno che mi stava per pagare, rimase come dito infilate. Dice, oddio, c'ho un gomito dentro la costola, tra l'ottava e la sesta. Di chi è? Uno vicino a lui dice, è mio. Levate il gomito, non posso. Perché? Il braccio è rotto. Fiatalo, non mi frega niente. Una contadina sul tipo di Aveninchi che gli si era sciolta la panciera, cominciasse là, non si muovevo da come stavo che mi casca tutto per terra. A un certo momento il tram fece una sbordata, ci fu uno sbandamento, tutti quasi noi andavano a sbattere addosso alla ragazza con i capelli lunghi che gli erano venuti davanti. Allora non ci vedeva più, per rimannarseli indietro lo fece a tipo Milva. Mi dette la capocciata, pronti, andate per terra pure io. La signora è stata interessata, io fuori alla testa, c'è Fantorino, mi sta per venire un bambino. Io signora, sia tranquilla, che se non è alto 1 metro non paga niente. Ma se sono le 8:30, io ho la fame della Madonna, abbi pazienza, sono stanco, ho lavorato tutto il giorno, no? Ma dai, su, Pina, dai, che cosa mi sono limitato a dire? Che ho fame, Non è per te, è per Mariangela. Le si è fermato il ciclo. E va bene, si è rotta la bicicletta, che siamo a fare una tragedia? Non ce l'ha più! Gliel'ha rubata! Ma porca puttana, ma quante volte... Le mestruazioni! Le si sono fermate! Che ho parlato? Come? Le mestruazioni? Ma, scusami, ma anche Mariangela ha proprio tutto come... Ma Ugo, è una bambina come tutte le altre! Insomma, come quasi... Vedi questo cerchietto colorato qua? Dove? Qua, significa che Mariangela aspetta un bambino. Aspetta un bambino, ma dico, ma alle 8:30, ma io ho fame, te l'ho già detto. Ugo, è incinta! Allora, me l'hai già detto che... Chi? Di chi? Siamo incinti. Poverina, non me l'ha voluto dire, Ugo. E di là, chiusa in camera, ha tanta paura di te, sai. Ugo? Che cosa c'è, Pina? Ma dai, Pina, ti prego. Tu lo sai che sono un padre civile e moderno, eh?
e voglio affrontare la questione da solo, con comprensione e dolcezza. Hai capito? Lo lasciami fare da solo. No, papà! Aiuto, bambino! Io ti ammazzo, sai! Tu non sei capace, vieni qua! Vieni qua! Ti spacco in due, ti spacco! Fermati! Oh, povera bambina mia! Su, su, amore, non è niente! Mariangela, su! Respira! E questo è il tuo modo di essere un papà civile medagliato? Padre, mi raccomando, a chi sti due un po' che più. Don Pietro, i soldi del pullman. Ah, va bene, grazie. Allora niente, solo voi, signora Assunta. Per forza, Don Pietro, che le patrizia è una creatura che la lascia. Ah. E il giovanotto? No, grazie, padre. Io parto. Vince? Cioè, dove vai? Non c'è niente. Come non sai niente? Bugiardo. Io te l'ho già detto, a vedere la Madonna che piange. Mi hai detto a me era Madonna che chiama, ma quando mai? Quando... La verità è che a te non ti smuovono nemmeno i miracoli. No, non parliamo di miracoli. Il vescovo non si è ancora pronunciato. E poi c'è stata la dichiarazione di un professore di Napoli, il quale ha detto che le lacrime potrebbero essere la trasutazione del legno stesso, avvenuto per un improvviso cambiamento di temperatura. E guarda la combinazione, poi sto legno trasudava proprio al posto degli occhi. Con tutto il corpo a disposizione, no, proprio negli occhi. Ci volesse parlare io, questo professore. Va bene, poi si vedrà. Allora venite solo voi. Sì. Vince? No, padre, cioè l'ho detto già, non è per cattiveria che non voglio venire, è che non mi sento proprio... C'è un periodo che loro lo sanno, loro stanno... Mi sento, capito, abbattuto, triste, non lo so, non ce la faccio a vedere altra gente che piange e cose, veramente. Come gente? La Madonna che è gente? No, che c'è? Mi voglio dire che la Madonna non ce la faccio, è un fatto mio. Cioè, sono io che sto così. E voglio vedere gente un po' più casa, fan. Cioè, non lo so, se la Madonna, sinceramente, se rideva, ci veniva. Sì, la Madonna rideva. Che non, cioè, sempre miracolo era. La Madonna, cioè, una statua o ride o piange, è un miracolo. Però non lo so, pare che uno va a vedere, mette, non lo so, Cioè, secondo me è meglio pure per voi. Perché così il professore di Napoli, che ha cose tra su, si resta solo zitto. Il professore ha zitto, perché il legno, uno poteva dire no, zitto, professore, perché il legno può trasudare, mica può ridere. Si è mai visto un albero, una sedia che per improvviso cambiamento di temperatura, l'albero che ha la sedia, hai visto, è cambiato, no, perché non è impossibile. Caro Vincenzo, la colpa è nostra, vuol dire che non gli diamo troppi motivi per ridere. La pace sia con voi, scusate signora Assunta. Sì. C'è una fontana, no? Lei che c'è da ridere? Quella fontana non ha fatto mai ridere nessuno. È data la cosa come è capitato a me, mi fa ridere. Racconta. Queste fontane ci sono 3 donne sopra che prendono i freschi. No, quelle donne, come le chiami te, sono 4. 4? Già. Beh, si vede che uno stava poco bene, non è sceso. Ha fatto scemo. Allora io mi sono messo di rimbetto sotto una casa di quelli a guardare. Tutto a un tratto mi è venuto incontro un pezzo di giovanotte che era così. Ah sì? Con delle spalle così. Ah, grosso. Hai tante. Hai tante. Non lo so se era aiutante, era un pezzo di giovanotte. Sono venuto incontro. Hai tante, ho detto hai tante, un pezzo di giovanottone grosso. È venuto in grosso. Vicino a me, ma mi ha guardato fisso negli occhi, Sì. Con una ghiglia sulla labbra come per dire, poi te faccio. Sta ghiglia. La ghiglia sulla... Un ghigno, sarà stato un ghigno. Era un ghigno? A me mi è parso una ghiglia. Vabbè, come ti pare? Allora, ti hai guardato? Ho guardato, fitto, mi ha detto, Pasquale! A me. A te. Pasquale! Sì. Ma che c'è da ridere? C'era un pezzo che ti cercavo. A te? A me. Ti cercavo? C'è figlio di un cane! Avete figlio di un cane? Sì, finalmente ti ho trovato! Alza la mano! Poh! Mi ha mollato lo schiaffo!
Date uno schiaffo. Ma forte! Un momento, questo è figlio di un cane, date uno schiaffo. E tu? Io pensavo, sì. Me, chissà sto stupido dove vuole arrivare, hai capito? Pensavo. E poi? Mi ha preso per petto. T'ha preso per... E mi sbatteva vicino al muro così. Io lo lasciavo fare. E lasciavi fare? Pasquale, te posti in ammazzate. Ha detto pure... Tu, due. T'ha dato 2 schiaffi? 2 schiaffi. 2 schiaffi? E tu? Oddio, sta cosa mi scompisce. Ma come deve fare per piacere? Ma come ti... Io pensavo, per me, chissà sto stupido dove vuole arrivare. Tu pensavi... E poi che è successo? Pasquale! Sempre ha detto... Togliti il cappello! E tu? Togliti il cappello! Non gliel'ho fatto dire 2 volte! Ah, no? Dice, Pasquale, maledetto, ti devi sfondare il cranio! Tu! Un cazzotto qui, che c'ho ancora la figozza! Mi ha dato pure un pugno in testa! Ma tu, scusa, che facevi? Io pensavo, chissà sto stupido dove vuole arrivare! Ma che ridi, mi fai rabbia? Ride, ma pensavo. Ma scusa, ma perché non hai reagito? E che mi frega a me che sono Pasquale io? Oh. No, falla la zuppia. No, Non nei piatti. no, lo so. Io mi mangio la zuppia. Non mangiate. Ah, io pensavo da ciò. Fa una pasta e fagiole. Gesù. Però fa che patate. Che fa? Mia moglie fa la pasta e fagiole. Che patata. Uno non l'ho mai sentita. È buona? Chi? Mia moglie? Oh, madonna mia. Quando si mette un cazzettone No, fino a cama madonna mia, non mi interessi i particolari intimi della vostra vita sentimentale e matrimoniale. Io dicevo, è buono sa pasta e fagiolo che con le patate la mia moglie la fa, speciale. Lavate con questo cucchiaio alla mano perché fate male, capito? Giratela là. Mia moglie fa la pasta e fagiolo, me le sono mangiate una zuppiera. Sì, ho capito, ne avete mangiato Mamma lo che tengo una panza piena, guarda. Ma stanno bene insieme? Ah, sono tanti anni che siamo sposati. Oh, madonna. Ma Ogni no, poi tanto mi fa arrabbiare, però è una brava non donna. mi interessa di vostra moglie. Io volevo sapere se stanno bene insieme, pasta e fagioli con le patate. Mia moglie fa la pasta e e fagioli. me l'ha detto che fa la pasta e fagioli. La fa con le patate. Con le patate, mi avete detto, proprio perché... Le fa molto bene. Molto bene. Te le hai mangiate No, tu? non me l'ho mai mangiato, però volevo sapere se era buono insieme, capito? Insieme a chi? Questo connubio. Il connubio di chi? Madonna mia, madonna, riuscito sta animale. No, io ho già mangiato. Madonna, non ride da voi. Allora, questo è il fagiolo. Che stia patani, voglio sapere, fagiolo e la patata. Più fagioli però, Guardate i movimenti, lo so che erano più fagioli. Era proprio pasta e fagiolo con le patate. Io voglio sapere, ma è una questione di principio. Mia moglie si mette vicino al fornello E cucina. Oh, guarda. Com'è pasta e fagioli che patana? Mia moglie la fa. Speciale. Non ce la faccio, come devo fare? Ditemi voi. Che vuoi sapere? I fagioli e patate insieme, come stanno? E non l'ho mai mangiato insieme. Ma che fa vostra moglie? La pasta e fagioli. Ma invece che i fagioli ci mette il patate. Madonna mia. Hai capito? No. Non è che fa, non mischia. Ma allora fa la pasta e patana? No, è qua che c'è l'allora e l'ha segato il trucco, hai capito no? No, allora no, non ho Cioè lei piglia i pasta e fagioli, Esatto. lo cucina bene. Pasta e fagioli. Quando è bello cotto, assaggia il fagiolo. Sì. È cotto, leva i fagioli e mette il patate. E perché fa sta cosa? Perché dice che così la pasta e fagioli non ti fa l'aria nella pace. È l'unico sistema. E non c'è sto fagiolo, per forza non va. Ah, tu dici che questo è il motivo? Gesù gliel'ho dovuto spiegare io alla bestia. Non me l'ha mai voluto dire, che l'è fissato che sei che in cucina. Mamma mia. Che lo fa una lasagna che non hai idea. La lasagna? Fa una lasagna a carnevale, ricotta, puppettine, no? Madonna. Oh, a fa che gnocca però. Che significa che gnocco? No, mica me... Fa lasagna, che fetta e tutto. Poi lei... Ah, lasagna e metto gnocco. Che Vedi un fissazione. Dottore, cosa domanda che posso fare io? Che cosa desiderate? Dunque io niente.
E allora andate. Vabbè, allora poi lo dite voi al commendatore di Filippo, al pupillo di Filippo, che io non mi sono visitato perché voi non mi avete visitato. Ma voi chi siete? Io sono il domestico del commendatore pupillo di Filippo. Io sono venuto che devo trovare il medico che sta al cimitero. Come? Quello che sta al cimitero, il professore Pernacchia ammazza tutti. Ma cosa state dicendo? Pernacchia ammazza tutti, Eustachia. Professore Eustachio ammala tutti, via del cimitero. Via al cimitero, come Va facciamo? bene, il professore adesso non c'è. Se volete farvi visitare, vi visito io. Volete o non volete? Io non vo'. Dove non andate? Io non voglio in nessun posto, dico non vo', non mi serve. Io vi ho chiesto, volete o non volete? E io rispondo non vo', ecco. Ma dove non andate? In nessun posto. Per cortesia, allora posso andare. accomodatevi fuori. Arrivederci, Arrivederci, scusate tanto, arrivederci. Cosa fate? Ma cosa fate? Sentite, se volete aspettare il professore, aspettatelo in sala. Su, portatelo in sala. In sala. Mettetevi sotto sala, via. Quell'imbecille, quella bestia, quell'animale. Vede il braccio fortunato e me lo scuote. È una bestia. Professore, ma lo sentite? Quello fa un mormorio che non mi piace. Quello mormora. È giusto, gli avete stretto la mano in quella maniera? Non sapevo niente. Ma come, col braccio fratturato? Accomodatevi che vi visito subito. Su, papagone, accomodatevi. Subito? Sì. Mamma mia, proprio, non c'è manco un poco di respiro. Ma di che cosa avete paura? Niente. Allora, accomodatevi, su. Voi siete professore, proprio, insomma... Ma certo, sono un medico io. medico, Io sono un ottorino laringoiatra. Ecco. Vedete, signor Ettorino, io... Ottorino. Io da quando ero piccolo, io quando andavo dal veterinario, a me è una paura sempre una Ma che paura. io curo le bestie, sono un dottore. No, sì, scusate tanto. State tranquillo, sedetevi. Tenete le mani pulite perché io... Ma come le mani pulite? Ma come non No, diciamo ma perché? domanda che per le volte... Sedetevi. C'è un'infezione. Sedetevi. Qua niente. Ma non c'è niente, sedetevi qui. Un momento. Io sono un po' impressionato. Non mi fate niente. Ma no, per carità. Fatelo per chiedere un paradiso. Accomodatevi. Mi stanno ammazzando! Ma cosa avete? Ma cosa avete? Cosa vi lamentate? Mi hanno ammazzato! Ma no, ma Dio. E chi è? È un ammalato che si lamenta. Che ne stanno facendo? Deve essere operato, non si vuole addormentare. Metteteci il biberò in bocca, fatelo addormentare. Ma via, non diciamo sciocchezze. Mi sento sconocchiare gli alluci dei piedi. Tra poco siamo non c'ho mica più 20 anni io. Mi hai fatto fare 18 km di spiaggia, ma guarda che raccolto di poesie. Ma che me ne frega me? Se te ne fregasse invece non ti accorgeresti di camminare. La donna ti aiuta a tenerti in palla. Ti tieni in balla, eh? Dottor, mi manda Cicigno. Voi cercate a lui. Sì, ma parli bene l'italiano, insomma, si fa per dire, ecco. Sono mezzo figlio dei migranti. Papà è venuto qui a fare fortuna. Andiamo proprio. Diciamo che sta girando intorno alla fortuna, ecco. E l'altro mese? L'altro mese mamma è brasiliera, a preta pura. Allora, se volete trovare Cicigno, mi deve dar 1000 cruzeros. Ecco qua. Ci pensa 1000 cruzeros. Avanti. A testa. a testa? Claro. Claro, no? Claro, sì. Ma tu è sicuro che sei figlio di emigrante? Sicuro. Allora voi dovete andare al suo scrittore a Santa Teresa. Ma non è facile trovarlo. E allora come facciamo ad andarci, scusa? Se mi date 5.000 cruzeros, vi si porto io. A testa? Sì, è claro, no? È claro. È claro. Io ho scoperto che tu non sei né figlio di emigrante e né figlio di preta pura. Tu sei proprio figlio di puttana, nato. Claro. Andiamo, va. Quelle ci scannano. Visto? Non ci sono più. Porca puttanata, me deve 7 anni qua sono. Ci seguono? Girati, guarda, girati. No, meglio non girarsi.
Senti, sai che facciamo? Forse per calmarle è meglio se gli butti il tuo portafoglio, forse si calmano, capito? Ah, il mio. Dentro, su. Dove cazzo siamo qua che non c'è nessuno? Tu e la tua metropolitana, te l'avevo detto io. Prendiamoci un taxi, tanco 1, tanco 2, 3 minuti, eravamo a casa, mi ha fatto perdere pure la donna del mistero su Rete 4. Girati qua così li perdiamo. E che è successo? Ma che? Un incidente? Non è che ce li siamo persi, no? Sti disgraziati. Dai, stai calmo, cammina, affretta al passo. Non voltarti dietro, su. Cammina senza darle l'occhio. Dai, disinvolta. Che disinvolta? Disinvolta, dai. Ma tu a correre come te la cavi? Male, malissimo, io sono bravo solo nel ping pong. Ma questi che vogliono? No? Forse ti vogliono violentare. A me? Che ne so io? Non li conosco io non l'ho mai visto. Disinvolto, ti ho detto disinvolto. Disinvolgiti tu. Sti disgraziati. Mannaggia la Madonna. Ma che vogliono questi? Non mollo, no? Corriamo. Via! Che c'è? E che ne so? Corri! Aiuto! Ma che succede? Aiuto! Aiuto! Ecco, lei ci dia una mano, per favore, si vogliono ammazzare! Aiuto! Che c'è? Aiuto! Ci inseguono! Aiuto! Dio! Aiuto! Chiamate! Sì! Aiuto! Sì! Via! Aiuto! Ma che hai combinato che ci inseguono tutti? Che hai fatto? Io! Aiuto! Dove vai? Qui, fermo qui. Qui, mani sul tavolo, avanti, giù. Sul tavolo, giù. Oh, non t'appoggiare. Sì. Qua, scusa del bianco. Cos'hai qui? Bicarbonato, stai male di stomaco, eh? Un pizzico di questo e te passa tutto. Fermo, Cosa c'hai qui? La Madonna. Magari. Hai toccato la pistola. Sì. Scusa, sono allergico alla polizia. Ti capisco. Cocaina, pistola e per giunta romano, andiamo bene. Perché non si può? Dai, avanti, su in questura, su. Guarda Ciccio, sta pian granchio. Lo prendiamo in questura, Granchio, avanti. Andiamo in questura? Sì, Allora andiamo in questura, vieni con me, vieni. Su. Ma senti questa musica? È tutta roba che ti riguarda. Sei schedato, Schedatissimo, sapessi, c'ho un librone alto così. Esco a dispensa con i miei fratelli fabbri editori. Brigadiere, Sì. quel valore che lancia pata di cui da ne del bancomat, il disco è disposto a parlare, però duma con lui. Vabbè, dopo. Ma che è l'ufficio stranieri? Se fai lo spiritoso. Vediamo un po' il pedigree di questo baronetto. Ridi. Vediamo. Cazzo, non potevi dirmelo prima. No, io fidavo molto anche sull'efficienza della polizia milanese, Dico, ma ci mettete sempre tanto così per identificare uno? E poi, scusa Ciccio, io t'avevo detto che stava a pian granchio. Chiamalo Granchio. T'ho trovato vestito così, con un netto di cocaina in tasca, la pistola, l'orecchino, in mezzo dei balordi, vedi un po' tu. Vabbè, ma mi stava a filtrare che mi metto lo smoking. E poi a me da Roma che mi perseguita sta cosa. Quando sto sul più bello arriva sempre uno stronzo de collega a rovinarmi tutto. Poi moderi i termini, perché qui non siamo a Trastevere, capito? Senza offesa. Brigadiere Murati, la questura di Roma, il capo dei narcotici. Non c'è. La dire passare gli stessi. Brigadiere Camurati, io non ho il piacere di conoscerla personalmente. Comunque mi complimento per la sua brillante operazione. Dottore, mi spiace, è stato un contrattempo increscioso. Ho preso un granchio. No, guardi che non sono affatto ironico. Mi congratulo davvero.
Perché adesso lei prende quel grandissimo figlio di Troccia e me lo mette sul primo aereo e me lo spedisce a Roma. Gli avevo proibito di occuparsi di quel caso. Guardi che io mi sono preso 3 giorni di permesso, sto in viaggio di piaceri, perché non si può? Non voglio parlare con te, passami a Camurati. Sì, dottore, sono ancora io, dica. Brigadiere Camurati, se entro oggi alle 4 il brigadiere Sacchetti non sta qui, nel mio ufficio a Roma, la riterrò responsabile personalmente, chiaro? Arrivederci. Che l'avete fatto 6 volte. No. Mi dispiace, sta rovinando la serata a tutti. Ma guarda che simpatica. Non è come quel deficiente del fidanzato di Caterina. Ci ha fatto 2 palle così. Non ho fatto che parlare di caccia grossa. Ci si vede? Mi batteva il cuore. Un rinoceronte davanti e una sola bala nel cagnone. E attenzione, la carga di un rinoceronte fa temblare la terra e allora diventa davvero difficile da puntare. Ci siamo guardati negli occhi un tempo infinito. E poi di repente è stato come si dice, una nuvola di polvo che si avvicinava. Io ho lasciato che si avvicinasse. E ciao! In mezzo agli occhi. Muerto! Ma scusa, il rinoceronte in mezzo agli occhi non c'è il collo. Naldone, si vede che Aleandro ha delle pallottole speciali, fanno il giro. Come i boomerang. E la caccia è tutto per me. Se mi dicevano, per esempio, Alejandro, tu puoi portare tan solo una cosa in una isla deserta, voi credete che avrei dubio? È il mio fucile di precisione. Bravo. Te invece che cosa porteresti su un'isola deserta? Io porterei te. Che grulla. No, io invece porterei la mia motocicletta. Ci sono troppo affezionata. Io ci porto invece Franca, e me la sposo. E allora io porterò le fedi, eh? E te, Caterina? Cosa porteresti in un'isola deserta? Io porterei il mio boomerang. E te, Levante? Io porterei te. Tu mi piaci parecchio. Poi porterei anche però la carabina di Aleandro, eh? Così se si avvicina gli sparo io in mezzo agli occhi a quei biscaro lì. Questo è quello che avrei voluto dire. Allora, Levante, cosa porteresti te in una isola deserta? E che porterei? Porterei un po' di gente, se no te lo immagini tutti i giorni nell'isola deserta che palle da solo. Ma io non ho capito una cosa. Ma su quest'isola deserta ci devo stare da sola. Certo, se no che isola deserta è lei? Ma sola ci posso portare una persona. Vabbè, una persona la puoi portare. Allora, se ci posso portare una persona, io ci porto Silver Stallone, che quello è Stallone di nome e di fatto. Che figura di merda, che figura di merda, che figura di merda. La devi uccidere. Te la fa capace. Se non capito non muore. Rassegnati. Ti posso mai crescere in da casa? Esci alla zona. Tutti dobbiamo morire.
Che bella. Esci, ragalina, esci. Esci che non ti faccio niente. Quello là è il fratello di un capitone che ho comprato la settimana scorsa. Non lo comprare che passi guai tuoi. Sai come fanno? Fingono di essere morti. Tu la acchiappi per ammazzarlo e chi lo smetta così? Tanto che tu dici, poverino, sta morendo. Quasi quasi ti commuove. Lo metti sul tavolo per tagliarlo a pezzi. E mentre stai per dare il colpo... Chi lo scuglia se la fugge? Sono traditori. Poi, ma tu che cacchio stai dicendo? Quelli già costano cari, ci manca solo tu che vieni a dire che sono traditori. Sguigliano, no sguigliano. A parte hai fatto tu, no? Sì, deve essere della stessa famiglia. Facci caso, non ti guardo mai in faccia, guarda. È identica a quello che mi ha fatto buttare il sangue a me. Anzi, se di dire. Chi l'ha provisto? Perché il mio se ne scappò e non l'ha potuto più trovare. E magari ci potrebbe essere anche un accordo, è vero? Un accordo? E fosse la Maronna, signore. Io mi sarei sistemata per tutta la vita. Veniva i capitoni telecomandato. E ben la mattina e chi le torna la sera. Andiamo in gente, cane.